Secondo me anche il dolcissimo Gozzo Partica di qualcosa in proposito, non so, come sto sentore. Sì. A parte che dimensione di Attega è sempre da verificare in ogni momento, sì, perché capita una serata che tacca a discussione e bisogna rivedere posizioni diverse. È un caso del luppolo. Esatto, bisogna sempre stare attenti a queste robe qua che sono molto importanti. Arma a doppio taglio. Come a spusa del scorese. Cioè, chi che ha scoresa che spusa è più giusto, è quello che... Cioè, se è re della serata, esatto. Okay. Che vabbè, insomma, però volevo anche dire una roba che mi ha detto mia nonna, che tra l'altro saluto, mia nonna Gemma, che va sempre a Telecittà. Fai un applauso a mia nonna. Buonasera, Gemma! Mia nonna mi ha detto una roba molto importante, perché noi altri siamo di parlare di tega, di figa, di robe, che se beh robe. Però mia nonna mi ha insegnato che un vero toso di campagna si riconosce nel momento in cui è buono di riconoscere e vere tose di campagna. Quindi facciamo un applauso alle tose di campagna. Vi altri rumatera, diciamo, per non sbagliare mai, abbiamo fatto anche mai, che vieni qui dolcissima Lady Poison, scusa. Fai un applauso anche a Lady Poison, qua, che sei una tosa di campagna al 100%. In caso che fosse dei dubbi, diciamo, da Drio, che c'è scritto Tosa de Campagna, e da Dio che altro è scritto Toso de Campagna, perché può darsi trovi anche un toso con i capelli lunghi. Esatto, è una brutta esperienza, meglio evitare. Sto detto qua, qualcuno da Rhino Cities Life o a scambiare come il fatto di sgamare una buè con la fila di legno, cioè capito? Che robe là. Però è importante anche quello, è importante sentirsi a suo agio. Spieghiamo anche questa roba che mi so che questo è un argomento che ti è particolarmente a cuore, che non sai che un toso di campagna è per forza solo da mangiare soppressa e pan biscotto, nel senso se robe che se no anche la musica non si cavaria mai evoluto, saremmo sempre stati a famiglia dei il problema vero è che al Marco personalmente un toso di campagna si riconosce toso di campagna nel momento in cui si mette a confronto con altre situazioni, con situazioni diverse che non è tra i tosi di campagna, perché quando ti decidi di fare feste con i tuoi amici grazie, buoni tutti, e invece ti devi capire che ti dentro di te che è un filtro per capire certe robe che sei diverso da altra gente, perché ti hai avuto esperienze diverse, perché appunto ti fai feste con i tuoi amici, ti mangi soppresse robe, però questo te lo capisci anche nel momento in cui ti hai a che fare con situazioni diverse, e se è anche vero che e ciò quasi robe un fia difficili, però bisogna stare bisogna parlare in italiano, bisogna parlare, esatto. Se questa roba che ti dici non si verificasse, ne sarebbe impedito anche agli altri a suonare il genere di musica che suoniamo e anche a Medrano fare rap, perché io fare rap che è una musica americana, però la gara è interpretata da toso di campagna. Esattamente, secondo me il vero toso di campagna dentro ha un filtro e percepisce tutte robe che viene da esterno, qua su testa, qua su semplicità e soprattutto qua su energia, che è qui a poche ne altri che abbiamo cercato di inglobare nella canzone o in quello che siamo di fare, insomma. E comunque, scusa, che se è vero anche questo, si piende tosi di campagna in giro per tutto il mondo, per cui... Sì. Vai! Soprattutto in Italia, che mi sono convinto che è più fatica a trovare un toso di città che neanche uno di campagna, perché non so se ti sta a Bologna. Siete tutti quanti del Veneto? No, è una città, ma è una città di campagna. Sì. Cioè, se ti vai dentro le osterie, se tutti, come qua, pare andare in osteria a Salzano o a Dove. Senti una roba in più, che è il toso di campagna te lo vedi proprio quando che ti hai bisogno, e invece con le città di solito da tira in culo. Purtroppo. E non sbaglio mai! Purtroppo. Oh, ragazzi! E ora l'unico che non va a parlare come al solito si asciuga, e avete qualcosa da dire o è meglio di no? Vai. Dai, fai una roba. Vai, fai una roba. Direi ora che l'esempio meglio pantoso di campagna sarebbe il Tompe qua, che ha portato, insomma, una sorpresa. Una sorpresa spettacolare. Con tanto di magliette che South Cities Live. Fai un applauso alla sorpresa del Tompe. Boh ragazzi, e ora tanto abbiamo detto, tanto abbiamo fatto, tanto abbiamo brigato, che adesso a fine facciamo ascoltare questa canzone di campagna. Sì, ma mi pare anche normale. E ora, siccome abbiamo messa come sigla di chiusura, così gli altri nel frattempo, se mangiamo a sorpresa qua e finimo il merlot, e vi voglio dare appuntamento a lunedì prossimo alle 21:30, che se un'ora no, è proprio sorreoio. Che... Era quanti minuti? E guardiamo se abbiamo qualcosa altro da dire, madonna. Dio padre, so di diventare vecchio anche a me. Lo capivo. Sì, no, volevo dire che avremo tanti ospiti e tante sorprese molto abusive. Spero che Italo sia andato via dalla regia nel frattempo, perché i tosati di anni che faceva più. Sono pure qua. Che hai qualcosa da dire prima che saremo tutto?
Che sito che non mi ricordo. Va bene, dai. Oh, ragazzi, fermo un applauso. Tosi di campagna. Alla settimana prossima e adesso a Roma Terra più Erma Medrano. Via, festa, vai che andiamo! Pararia che siamo. Pararia che forse, che quasi. Cassago, Arin, Camponogara. Sente che verse finestrini scattara. Oggio, ara che spara, areo. Da boccia, fionda cerbotana, tiravo driagaine i baini di Acoeana de me mamma, se tirava coi ai gatti, se tirava sassi, se tirava seghe cova anche de pornassi, tutte de planea, panini qua nutea, giri qua grassiea e casa in barea, fai campi al pomeriggio, cogliglio e caio, in caifo fai fossi e suppa il saraio, se andava a vende mare spanocciare, senza passe mai, tutto pasogare, molto naturale, e i tosetti in città, soffregai dal cemento, i gata a scorresare, fa sentire un fiat de vento, tosi de campagna, come te lo si magna, e sagre solo al palma e cuccagna. I tosi de campagna con pista che se bagna. Ti porta a passeggiare su quell'ardore a cagna. I tosi de campagna, mai visto chi se agna. Bisogna te conosci per beccarli in castagna. I tosi de campagna, al mare e in montagna. I tosi de campagna, se tosi de campagna. Sprisco il gin? Ma dove? A Padova dal cinesin, che bon. Qua lo taglia col grintone, 3 olive sul baston. Qua in zona, sei, e a gente qui a buona. Poi confiate sai, dentro San Meona. Trattosi se capimo, se no se conoscemo. Femo sempre a gara a chi fa pilsemo. Non che mo penso a lingua, non siamo schissinosi. Signore parecede, siamo tutti bravitosi. E sento chi si incassa per farsi casimi. Ni altri siamo massa tranquilli. Nessuno sei cattivo, per quello te lo dico. Te si che suo così te si fa forza me amigo. Me amigo. Bella le amaro. Te si fa forza me amigo. I tosi de campagna, poi te lo si magna. Le cattia e sagre sono il padre e cuccagna. I tosi de campagna, con pista che se bagna. Ti porta a passeggiare su quell'ardore a cagna. I tosi de campagna, mai visto chi se agna. Bisogna te conosci per beccarli in castagna. I tosi de campagna, al mare e in montagna. I tosi de campagna, se tosi de campagna. E coi vedete te fora, Tommy Lu che se innamora. Poi va a casa e se fa seghe patrevi. Cose ora andare in figa, Caloseo in carne viva. Ma che conta a tutti che risendai a gacciava. I tosi de campagna, poi te lo si magna. Le cattia e sagre solo il padre e cuccagna. I tosi de campagna, con pista in se bagna. Ti porta a passeggiare su quell'ardore a cagna. I tosi de campagna, mai visto chi se agna. Bisogna te conosci per beccarli in castagna. I tosi de campagna, al mare e in montagna. I tosi de campagna, se tosi de campagna. I tosi de campagna, in giro su che ragna. I tosi de campagna, e risi testa magna. I tosi de campagna, mai vista una magagna. I tosi de campagna, se tosi de campagna. Sì. I tosi de campagna. Campagna luppia. Stampa le t-shirt per la tua band con Boogie, la qualità delle migliori marche, professionalità e rapidità di consegna a prezzi veramente competitivi. Boogie non realizza solo t-shirt, contattaci e assieme troveremo il gadget ideale per la tua band. Boogie è videoproduzioni, realizzazioni gadget ed edizioni musicali. Cosa aspetti? Corri su www.boogierecords.it. I tosi de campagna ti aspettano.